Ballamos noi caso il ballo sul sol nostros, video tutorial sul ballo tradizionale della Sardegna. Il protagonista di questo incontro virtuale sul ballo popolare sardo è dedicato al ballo nazionale della nostra isola, su Ballo Dundu, il ballo in cerchio. Esistono diverse forme di Ballo Dundu dove varia il passo. L'elemento che rimane fondamentale è appunto il cerchio rotante che ruota sempre in senso orario. È particolare su Ballo Dundu, che prendiamo in analisi in questo video tutorial, la battuta l'abbiamo sul piede destro per questa tipologia specifica, seguito da 3 brevi passettini, ma entreremo nello specifico nella nostra sala da ballo per imparare i movimenti di questo ballo così arcaico, così antico, ma che unisce veramente tutta la Sardegna. È molto interessante questo ballo, anche in questo caso si caratterizza per 2 movimenti fondamentali, una parte più seria, chiamata appunto a passo o a saseria, e una parte allegrada, brincada, dove si deve saltellare per mettere in evidenza quella che è la capacità dei ballerini nel seguire il ritmo della musica. Ora con Tania e Luciano entriamo nella nostra sala da ballo per imparare i movimenti fondamentali di Subballu Dundu. Subballu Dundu, come detto, è uno tra i balli rituali della nostra isola. Il passo maschile e femminile nella struttura rimane pressoché lo stesso, cambia semplicemente l'interpretazione. All'uomo è lasciata la libertà di eseguire un passo più ampio e fiorito, invece alla donna, come in tutti i balli sardi, il passo lo deve eseguire in maniera più composta e più raccolta. Il passo si struttura con una battuta lunga sul piede destro, seguita da 3 brevi passetti, e le 2 fasi, a saseria e allegrata o brincata, dove appunto si brinca, del termine brincare significa saltellare, che deriva dallo spagnolo, indica appunto una fase più allegra nell'interpretazione del ballo. Può essere ballato in maniera corale o in coppia. Interessante il modo di tenersi per mano. In Barbagia, nel centro della Sardegna, la presa è caratterizzata da una presa molto salda, dove le mani non devono essere strette, ma sono le braccia dei 2 ballerini che fanno forza tra di loro per creare un equilibrio tra i 2 danzatori. Nello specifico, ora vediamo il passo maschile. Si parte con il peso del corpo sulla gamba sinistra. La gamba destra è libera perché il primo movimento lo si eseguirà partendo con il primo passo sul piede destro. La struttura che vedremo eseguire è la seguente: destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. È molto importante l'assoluta rigidità del tronco e fare in modo che ci sia un equilibrio costante nell'esecuzione del ballo anche quando si esegue la parte saltellata. Il passo maschile, come detto, è caratterizzato da una maggiore fioritura determinata da una estemporaneità data appunto dalla capacità del danzatore di interpretare in maniera personale i movimenti che sono fondamentali nell'esecuzione del passo. Destro, sinistro, 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 destro, sinistro. I passi femminili sono pressoché gli stessi di quelli maschili nella struttura, nello scheletro, ma come detto alla donna sarda era richiesta una compostezza continua anche nell'esecuzione del ballo. La gonna si doveva muovere il meno possibile nell'esecuzione del ballo tradizionale. La struttura del passo, come per quello maschile, si parte col peso del corpo sulla gamba sinistra, la gamba destra è libera perché il primo movimento lo si esegue spostandoci sul piede destro. La struttura è destro, sinistro, destro, sinistro. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Anche nella fase sallegrata, la nostra Tania, la danzatrice, ci mostra come la compostezza nell'esecuzione del ballo sia fondamentale, la rigidità. Addirittura si dice che i bravi ballerini ballassero con un bicchiere sulla testa che non doveva mai cadere durante l'esecuzione del ballo. Vi lascio in compagnia di Tania e Luciano per acquisire i movimenti fondamentali del Subballu Dundu, il ballo rituale più antico e più eseguito in tutta la Sardegna.
In Subballo Dundu, che viene definito così semplicemente per la sua forma coreografica dove c'è il cerchio rotante, troviamo diverse tipologie di passo. Questo stesso genere di passo può essere definito con nomi differenti a seconda delle zone. Appuntamento al prossimo incontro con video tutorial sui balli tradizionali sardi.